Questo Allora, ciao, dico io. buongiorno. Abbiamo qua il dottor Emanuele Mazzaro, presidente di SST. Ciao Emanuele, tutto bene? Come andiamo? Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Ciao Andrea, tutto bene, grazie. No, Tutto a meno posto. male, visto il periodo. Sì, dai. Ascolta, allora abbiamo visto, ti chiamavamo per quel documento che è stato pubblicato sull'albo pretorio e se ne parlava da tempo, io sono anni che ne sento parlare, ne ho parlato anche, mi sembra inizialmente, proprio all'inizio del tuo mandato, sembra che siamo un po' più vicini alla digitalizzazione della sala aste. Vuoi Esatto. spiegarci meglio cosa sta succedendo? Sì, allora è la digitalizzazione della sala aste da non confondere con l'asta digitale, che è un po' diverso, nel senso che l'asta digitale, per come è stata concepita soprattutto negli altri mercati, funziona in modo che non è compatibile così com'è, quindi con un nastro centrale, prodotto che attraversa il mercato, non è compatibile con il sistema presente all'interno del nostro mercato, che è fatto da figure professionali che sono i commissionari. E ce ne sono 14, quindi insomma non sarebbe compatibile con questo tipo di scelta. La digitalizzazione della sala aste consente di spostarsi verso il futuro, quindi garantendo, mantenendo quella che è in alcuni casi la possibilità di fare l'asta ad orecchio. Oggi purtroppo non si può fare per i Covid, ma insomma il regolamento parla sempre ancora di asta ad orecchio e quando si potrà tornare a farla continueremo a farla. Quindi rimane, diciamo, questo pezzo di storia fondamentale. La contrattazione può avvenire anche in forma digitalizzata, quindi per esempio con lo smartphone, e questo è già un'innovazione, la possibilità di acquistare o di vendere per chi vorrà anche da remoto, e quindi anche qui la possibilità di limitare magari gli assembramenti, il numero di accessi all'interno di mercato, perché sarà possibile acquistare o vendere da remoto, trasformare, questa sarebbe anche l'idea, la sala aste in una sorta di direi quasi di borsa, per cui com'è nella borsa, com'è a Wall Street, visto che ogni tanto citiamo il mercato dico come la Wall Street dell'Adriatico, Sì. una sorta di borsa in cui appunto i prezzi corrono attorno all'interno della sala aste, in cui contestualmente alle vendite, in modo che sia chiaro e definito il prezzo di vendita e tutto venga trasmesso anche contemporaneamente magari nel nostro sito e anche nei nostri canali social. Quindi è una digitalizzazione della sala aste che consente di rendere più moderno e ammodernare il mercato, però non è una vera e propria asta digitale, perché così com'è concepita l'asta digitale, quindi quella con, ribadisco, quella con il nastro, con un unico commissionario, per sé non è proprio applicabile nel nostro mercato, che è fatto da più commissionari. Quindi tutti i commissionari avranno la possibilità, se vorranno, di utilizzare questi nuovi sistemi che ammodernano il mercato. Se questo bando viene vinto, quanto tempo ci metteremo a avere questa innovazione? Ma il progetto è, ovviamente è già pronto, è già stato anche, direi, limato. Appena se lo diciamo, io credo che in pochi mesi sarà possibile elaborare il tutto. Poi sarà necessario modificare il regolamento, perché il regolamento ovviamente non tiene conto di tutte queste novità, e in più sarà necessario fare, immagino io, un periodo un po' di transizione, ecco, per rendere anche per abituare le persone a utilizzare strumenti nuovi. Quindi praticamente parte delle persone che la mattina entrano al mercato per appunto per acquistare il pesce potrebbero anche farlo da casa. Sì, esatto, questa è l'idea. Ma non solo, ma la possibilità anche da farlo da chi, è vero, chi viene qui, ma anche è un modo per, come dire, aprire il mercato a un mercato nuovo, cioè anche all'estero. Uno all'estero può acquistare il prodotto seduto all'interno del proprio ufficio in azienda. Sarà poi da sistemare e definire la questione della logistica, quindi del trasporto, però questo è un passaggio fondamentale, perché io dalla Spagna posso comprare e ordinare del prodotto, o dalla Germania del prodotto, e poi ci sarà il sistema di logistica. Ma è un passo in avanti. Se vogliamo, potremmo cogliere un aspetto positivo di questa grande problematica che ha investito tutta l'umanità, di questa epidemia del Covid. Anche adesso io e te stiamo praticamente Esatto. facendo un'attività, la stiamo facendo da casa nostra, tu dall'ufficio, non c'è la possibilità di nessun contatto praticamente, però riusciamo a farlo lo stesso e abbiamo ridotto i tempi. Pensiamo agli spostamenti, quindi io adesso sto facendo qui, ma potrei essere da un'altra parte, quindi voglio dire anche questa è questo è, diciamo, un aspetto positivo che forse alla fine, quando ne usciremo da questa problematica enorme che c'è in questo momento,
e forse porterà qualche vantaggio, insomma, alla fine. Sì, beh sì, questo tipo di sistemi, no, di videoconferenze e come gli acquisti da remoto, ovviamente, soprattutto magari, ecco, la videoconferenza è stata sdoganata attraverso il Covid, però era già possibile farlo prima e sarà possibile farlo dopo, come gli acquisti da remoto era possibile farli per il mercato, ma l'acquisti da remoto è una possibilità che il mercato si dà in più. Probabilmente il Covid può aver accelerato questa idea, però è una cosa a cui bisognava arrivare, perché solo così si riesce a trasmettere l'immagine anche di un mercato aperto al futuro e aperto soprattutto verso altri paesi. Perfetto, mi va benissimo così. Grazie della partecipazione e a presto. Grazie, buona Ciao, giornata. grazie. Ciao. Ciao, Grazie, ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.